Benvenuti nel cuore della Sardegna, a Zosenatos, dove un'ex miniera di estrazione di piombo e zinco sta per diventare la porta d'accesso ai segreti più reconditi dell'universo. È qui che Einstein Telescope Italia sta presentando la propria candidatura europea per la costruzione di un nuovo interferometro per lo studio delle onde gravitazionali. Questo luogo non è stato scelto per caso, la Sardegna è una delle regioni sismicamente più stabili d'Europa. Ma perché per ascoltare il cosmo dobbiamo scendere in profondità? Il punto è che per rilevare le onde gravitazionali abbiamo bisogno di silenzio assoluto, che è impossibile da rinvenire in alcun punto della superficie terrestre. Oltre a ciò si frappone anche un altro rumore, il rumore statistico. Infatti questo rumore è causato dal vento, dall'attività antropica e persino dalle onde del mare che in questo caso qua, essendo a Lula, si infrangono a circa 30 km di distanza. Ecco, tutti questi fattori sono dei rumori ambientali che non sono eliminabili in alcun modo a livello meccanico. Pertanto, per poter sopperire a questo limite sperimentale, bisogna scendere a 200-300 metri di profondità. Inoltre, Zosenatos è classificato tra il 10% dei siti più silenziosi al mondo, quindi si tratta di una delle regioni non solo sismicamente più stabili, ma anche più silenziose, il che lo rende appunto il luogo idoneo per lo studio delle onde gravitazionali. Sottoterra le vibrazioni sismiche si attenuano incredibilmente. Ciò permetterebbe appunto ad Einstein Telescope di riuscire ad ascoltare sino a 3 Hz, che è una frequenza sino ad ora mai raggiunta. Oggi la miniera sta già vivendo una seconda vita, ospitando il laboratorio Sargrav, dove esperimenti come Archimedes testano tecnologie all'avanguardia in un ambiente protetto. Zosenatos dimostra che il silenzio della roccia antica è altresì il modo più efficace che abbiamo per poter ascoltare altri eventi antichi, che sono appunto quelli avvenuti nel cosmo e nello spazio. La miniera di Lula così non è più soltanto un pezzo di storia mineraria, ma diventa la nuova porta d'accesso per lo studio delle onde gravitazionali.